Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Pula nascerà la Biobanca. L'auditorium del Parco Scientifico ha ospitato la presentazione del programma di prevenzione medica e ricerca denominato SARD-Gen. L'obiettivo è quello di promuovere un aumento dell'aspettativa di vita in salute dei sardi e migliorare la prevenzione sanitaria con benefici immediati che deriveranno dall'esecuzione di una batteria di analisi biochimiche condotte con il coinvolgimento delle aziende ospedaliere universitarie di Sassari e Cagliari e dell'Arnasbrosso. Ricerca, imprese ed enti pubblici insieme per estirpare le malattie genetiche. È stato firmato il programma integrato da oltre 50 milioni di euro per migliorare diagnosi, cura, sviluppo, farmaci efficaci, ridurre i costi sanitari. Assessore, chi programma, chi ha la responsabilità di gestire quello che può essere il futuro dei sardi si trova dentro SARD-Gen, quindi un progetto, un programma integrato e articolato che punta, come dire, prima a censire noi sardi e poi a dare risposte con medicinali appropriati, con tempistiche terapeutiche. Quanto la inorgoglisce? Ma siamo molto contenti non solo perché tutto questo accade al Parco Scientifico Tecnologico, che in questa occasione abbiamo anche modo di rilanciare così come ci eravamo ripromessi, ma anche perché è un momento cruciale per il futuro del mondo, dell'umanità, e essere al centro di questo processo per noi è un motivo di grande orgoglio, anche solo mettere le nostre professionalità, le nostre strutture, risorse chiaramente a disposizione, e una volta tanto si fa programmazione sul futuro e non sul momento immediato, non si interviene solo sulle urgenze e sulle emergenze. Ecco, credo che la politica debba occuparsi anche di questo. Poi pazienza chi ci sarà, non importa quando verrà tagliato il nastro del percorso definitivo, ma è importante impostarlo, è importante mettere la Sardegna nelle condizioni di essere il centro del mondo. Ecco, garanzie operative, garanzie politiche e amministrative che sono indispensabili, ma soprattutto garanzie scientifiche. Il lavoro del professor Cucca porta a capire meglio di cosa avremo bisogno, noi e i nostri figli. Anche su questo aspetto la politica dà una risposta precisa. Sì, noi abbiamo dato da subito
sponda al progetto che ci è stato avanzato, un progetto che vede una sinergia fra istituzioni e sicuramente con il coordinamento della Regione Sardegna, di Sardegna Ricerche, che è la nostra agenzia deputata a questo. Ci sono risorse a disposizione del PNRR in particolare in questo caso e c'è un supporto fattivo da parte della Regione che ci crede, che mette a disposizione strutture quali per esempio i locali in comodato d'uso come decisione e disposizione dell'amministrazione regionale per qualcosa davvero di grande, di eccezionale, rispetto al quale noi vogliamo essere protagonisti. Cosa dice un cittadino sardo? Cittadino sardo dico che ci occupiamo sicuramente della sanità emergenziale, della cura delle persone, lo dobbiamo fare in un momento difficile, probabilmente un cittadino che vede le liste d'attesa che si allungano sempre di più, che vede le commissioni di invalidità che non si riuniscono, che vede ancora difficoltà grosse nell'accedere alla medicina territoriale ma anche quella ospedaliera. Stiamo lavorando per risolvere questi problemi, ma stiamo lavorando anche sulla prevenzione e oggi è un lavoro vero sulla prevenzione, è fattivo, un qualcosa di grande che sicuramente sarà importante non solo per i sardi di oggi ma anche per quelli domani, per le future generazioni. Cosa significa per i sardi questo progetto che mette a correre 50 milioni di euro e permetterà di avere farmaci efficienti per alcune delle patologie più temute? Sicuramente significa più salute, che sappiamo è importante per star bene, ma anche più sviluppo, più benessere in tutti i termini possibili, nel senso più ampio possibile, basati su un'economia della conoscenza. Una parte sono benefici immediati che derivano dalla medicina preventiva, tutti noi avremo la possibilità di conoscere meglio il nostro stato di salute e di avere tutta una serie di indicazioni su cosa dobbiamo fare e dove serve per migliorarlo. Ma poi c'è la parte di ricerca che non come slogan ma come dato di fatto consente di identificare meglio bersagli terapeutici, ovvero ipotesi su cosa esattamente si deve fare in termini di che cosa si deve modulare terapeuticamente per curare malattie che qui sono un problema, ma sono un problema per il resto dell'umanità. La scienza che si mette subito a correre, ai cittadini sardi lei cosa dice, visto che sono coinvolte le due aziende ospedaliere universitarie e il Bruzzo? Cosa deve fare un cittadino sardo per essere, come dire, più sicuro tra 5, 10, 20 anni? Allora, ai cittadini sardi daremo ovviamente delle indicazioni su cosa devono fare per partecipare allo studio liberamente. Voglio dire che ci sono tutta una serie di aspetti complessi e che siamo stati molto attenti anche agli aspetti bioetici, legali, insomma, in maniera tale che si coniugano due diritti. Uno è il diritto alla privacy e l'altro è il diritto di avere informazioni utili per la propria salute e di generarne altre utili per la salute degli altri. Questo progetto, che da questo momento in poi coinvolgerà attivamente Sardegna Ricerche, sarà probabilmente la prima grande occasione per rilanciare il parco scientifico e tecnologico di cui Sardegna Ricerche ha la responsabilità e credo che possa anche segnare un po' la nuova vocazione da dare a questo contesto ambientale, perché crediamo che davvero l'ambito di interesse di questo progetto possa essere quello che in qualche modo può anche attrarre nuovi insediamenti imprenditoriali e l'interesse scientifico per quello che stiamo andando a fare con questo progetto. Ecco, le chiedo, quanto è importante avere questa condivisione di forze istituzionali, la Regione, le aziende ospedaliere universitarie, i due atenei e tanti altri partner di straordinario profilo scientifico e operativo. Siete tutti assieme per garantire, lo dice Diamo Vita al Nostro Domani, per garantire ai sardi, a chiunque sia qui, di avere un futuro migliore. In una battuta lei cosa pensa? Io penso che davvero questa sia, diciamo, la giusta ricetta, cioè il fatto che ci sia come dire, la massima fiducia fra le istituzioni e anche il partenariato pubblico-privato che ha collaborato a questo progetto PNRR. Mi piace pensare che oggi gli attori che sono qua siano tutti portatori sani di fiducia, per cui ci stiamo credendo tutti
con la stessa passione, con la stessa convinzione. Credo che questo possa consentirci davvero di realizzare qualcosa di importante per la Sardegna. È forse il progetto più importante presentato in Sardegna per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, e l'innovazione funziona, il meccanismo funziona se gli enti istituzionali e il mondo privato e le imprese condividono i progetti. Lei ha sottolineato che è stato vinto un bando su 128 players, questo presentato all'Unione Europea nell'ambito dei fondi PNRR è stato il terzo. Che soddisfazione si ha da amministratori di un'impresa pubblica qual è l'università? Enorme, soprattutto rilevando il fatto che l'Università di Sassari è un piccolo ateneo con giuste ma piccole possibilità, e poter arrivare terzi, vincere un bando di questa portata, occuparsi dei temi più importanti che coinvolgono la Sardegna, dall'agricoltura alla veterinaria, alle banche, al turismo e in questo caso alla sanità, per noi, puoi immaginare bene, è una soddisfazione di enorme livello. Da medico, quanto le fa piacere questo passo in avanti? Questa è una estrema soddisfazione per me. Basta dirvi che la prima visita che ho fatto qui in solitario, in questo parco, è stato il 1° di gennaio, il giorno di Capodanno. Io sono venuto a passeggiare qui e lo dicevo poc'anzi, mi sono uscite le lacrime, perché qui c'è effettivamente una Ferrari che noi dobbiamo riattivare. Allora, questo parco secondo me è l'opportunità per la Sardegna per interfacciarsi con l'Europa, ma anche con i paesi extraeuropei, perché qui potrebbe nascere l'eccellenza soprattutto nelle malattie genetiche, nella genetica della popolazione e nelle malattie rare, dove io ho in mente, e penso di riuscirci con l'aiuto di tutti, di creare addirittura un IRCS, quindi un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, dove la componente scientifica traslazionale deve risiedere qui. Chiaramente c'è un discorso organizzativo da portare avanti e anche degli accordi interassessoriali da portare avanti. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia.
Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Trasporto pubblico e intermodalità, la riduzione delle emissioni in atmosfera e il ruolo delle istituzioni, della politica e delle imprese a confronto. Il contributo di aerei, navi, treni, bus, taxi e NCC per un trasporto pubblico sostenibile ed ecocompatibile. Si è parlato di trasporto regionale e del ruolo dell'intermodalità a livello regionale e metropolitano nell'evento pubblico nazionale organizzato da Confartigianato Sardegna nel fine settimana presso il Business Center dell'aeroporto dal titolo Sistemi intermodali e sostenibilità. L'appuntamento nel capoluogo regionale, promosso per far dialogare la politica, le istituzioni e le imprese, fa parte dei 4 eventi del Festival Nazionale Città, Tecnologia, Mobilità Sostenibile di Confartigianato Imprese, in programma anche a Verona, Bologna e Bari. Con le varie regioni d'Italia la Sardegna ha comunque delle criticità che vanno dalla famosa sempre continuità territoriale, che è croce e delizia a livello anche turistico, alle ferrovie e alle strade. Infatti oggi dialoghiamo per cercare di mettere a sistema tutte queste informazioni e comprendere appunto come migliorare soprattutto la viabilità interna, quindi la mobilità interna dei cittadini con i vari punti d'accesso, quindi porti e aeroporti. Parliamo oggi di intermodalità, quindi tutta la tematica legata al modo del trasporto persone, le connessioni sia dall'arrivo sull'isola e con tutti gli altri sistemi di trasporto, quindi il sistema trasporto regionale proiettato poi su un ambiente nazionale, perché appunto organizzata da Confartigianato Nazionale questo evento punta a scambiare le esperienze tra le varie regioni d'Italia. Fondamentale la connessione oggi soprattutto sui trasporti e lo stato attuale degli studi, della ricerca, perché si passa dalle app alla mobilità classica, ma soprattutto è fondamentale il confronto come nella giornata quella di oggi. È molto importante, estremamente importante per la nostra vita sociale, economica, avere servizi di trasporto che siano fra loro interconnessi, quindi la possibilità di combinare modalità di trasporto, quali che sia poi il mezzo sul quale questo avviene, strada, ferrovia, aereo, mare, ovviamente visto il luogo dove ci troviamo. Dico, l'integrazione e la combinazione di queste diverse modalità è assolutamente indispensabile per poter consentire agli utenti di fruire di tutti i servizi, le attività, quindi di poter beneficiare insomma, di ogni aspetto della propria vita sia sociale sia economica, cercando di farlo in maniera ovviamente efficiente per quanto riguarda il contenimento dei costi e allo stesso modo anche minimizzando quelli che sono gli impatti sia dal punto di vista ambientale ovviamente sia dal punto di vista anche sociale. Quindi in questo senso faccio riferimento in primo luogo ovviamente ad un elemento molto importante che è l'incidentalità, l'integrazione tra i diversi modi, quindi intermodalità tra i diversi modi e sistemi di trasporto ci consente anche di perseguire ovviamente un contenimento della incidentalità. Visto il suo osservatorio nazionale, oggi su cosa verterà l'intervento qui a Cagliari? Oggi parlerò appunto di intermodalità e sostenibilità, appunto elementi che sono fra di loro estremamente connessi, facendo riferimento ad alcune mie esperienze, due in particolare, una un po' più tradizionale che riguarda un approccio più tradizionale ai sistemi di trasporto, quindi un'esperienza che ho fatto nell'ambito del Comune di Roma per quanto riguarda il sistema dei parcheggi di scambio, un altro invece un po' più recente e tuttora in corso, un po' più innovativa, che riguarda i sistemi MAS e quindi mi sto occupando di questo tema per conto del Comune di Roma. Oggi è una giornata di scambio, di confronto, istituzioni, Confartigianato, le associazioni di categoria, soprattutto su quella che sta diventando l'argomento dei trasporti sostenibile ma anche innovativo.
Certo, una giornata molto importante, bene ha fatto Confartigianato a promuovere anche di radunare con lo stesso tavolo tanti operatori che operano nel campo della mobilità, ancorché con ruoli diversi. Naturalmente dobbiamo vedere il sistema della intermodalità come un sistema in cui tutti gli attori, che sono essi pubblici, privati, la micromobilità, la pedonalità, tutti i sistemi che vanno nella direzione che anche a livello di Europa ci viene chiesta, cioè sostenibilità nei trasporti, garanzia della mobilità, allo stesso tempo anche prospettive, futuro e innovazione, e questo credo che sia oggi sarà l'occasione buona per metterci a confronto. Vogliamo mettere a fuoco tutte quelle esigenze sia delle imprese che dei cittadini sardi. La Sardegna ha necessità di quelle infrastrutture sui trasporti ma anche sulla viabilità, sulle ferrovie dove oggi abbiamo delle problematiche, dove arrivare nei vari centri della Sardegna è un problema e quindi queste cose insomma le vogliamo mettere in evidenza per cercare di sensibilizzare anche la politica per poter far emergere questi problemi. In un mondo sempre più veloce, sempre più connesso, soprattutto con i trasporti, oggi una giornata importante qui nell'aeroporto di Cagliari per parlare di un trasporto oltre che sostenibile e innovativo. Assolutamente, grazie al Confartigianato che ha organizzato questa giornata. È importante dibattere e anche vedere quali sono le criticità, ma anche quello che stiamo facendo per esempio al governo per costruire un sistema sostenibile ma anche intermodale, per esempio vedere come migliorare il trasporto per esempio aereo dal punto di vista della sostenibilità e anche dei costi. Nel decreto infrastrutture mettiamo un tetto al prezzo dei biglietti dove si opera in continuità, o pensiamo ai prossimi investimenti per esempio per collegare i 3 scali sardi con la ferrovia. Olbia-Cagliari sarebbe un sogno in 2 ore e mezzo, 3 ore riuscire a collegarla direttamente, quindi ci stiamo lavorando in quel senso. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
In Sardegna, nella storica Tonnara di Carloforte, la firma di un protocollo per lo sviluppo futuro del settore della pesca e dell'acquacoltura, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida e del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini. Un'opportunità strategica, quella legata al marchio firmato dai pescatori italiani, che rappresenterà un valore aggiunto per le imprese, permettendo una maggiore competitività ma anche una nuova consapevolezza per i consumatori. Un protocollo promosso da Coldiretti Pesca e Filiera Agricola Italiana per promuovere il rilancio del settore ittico e per creare una filiera trasparente, sostenibile e riconoscibile, che oggi può contare in Italia su circa 12.000 imbarcazioni per un giro d'affari complessivo di poco meno di 750 milioni di euro. Il progetto è nato con l'obiettivo di sostenere il mercato dei pescatori italiani e allo stesso tempo offrire ai consumatori uno strumento chiaro per riconoscere l'origine del pescato nazionale, garantendo qualità, tracciabilità e rispetto dell'ambiente, considerato che negli ultimi anni si è contabilizzato un incremento costante delle importazioni dall'estero. Lo scorso anno sono arrivati infatti ben 840 milioni di chili di pesce straniero, a fronte di una produzione nazionale di circa 130 milioni di chili. Prodotto spesso spacciato per italiano nei ristoranti, ma anche difficile da identificare sui banconi dei supermercati e delle pescherie, a causa anche di un'etichettatura obbligatoria nei fatti e poco chiara. Il nuovo marchio, firmato dai pescatori italiani, sarà quindi apposto sui prodotti ittici pescati e allevati in acque italiane, valorizzando la loro provenienza. Il tonno era purtroppo legata a tutta una serie di procedure sulle quali abbiamo acceso la luce per evitare che perdessimo quel valore che è garantito dalle filiere. Pescare, trasformare e creare lavoro e ricchezza sul territorio nazionale è un valore, è un principio sul quale bisogna impegnare gli imprenditori privati ed impegnare le istituzioni, dando regole e dando anche sostegni per riattivare un processo virtuoso che ci ha visti, ma la dimostrazione è lo stesso luogo nel quale mi trovo ora, che è stata un'eccezione per lungo tempo, ma io credo possa diventare in tante parti d'Italia una regola, un luogo che dal mare traeva un prodotto, ma poi sulla terra creava lavoro. È una giornata storica perché vogliamo con questo marchio firmato dai pescatori italiani aiutare il settore a far conoscere ancora di più il pescato locale che è di grandissima eccellenza. Attraverso questo marchio i nostri operatori, il nostro settore potranno far entrare nella filiera e garantire attraverso il marchio nella filiera appunto la tracciabilità e la qualità del nostro pescato locale. Questo sicuramente è un momento importante perché visto che ad oggi molti consumatori si affacciano proprio per le attività, per la vita che conduciamo tutti verso il settore, soprattutto nella grande distribuzione, è importante che possano in maniera consapevole poter scegliere il prodotto attraverso un marchio che ne garantisca la qualità, l'origine italiana e la tracciabilità. Presentiamo oggi in Sardegna un territorio straordinario ma di un'importanza altrettanto rilevante per quanto riguarda sia il settore dell'agricoltura ma anche quello della pesca, tante volte sottovalutato per le potenzialità che può rappresentare per il paese Italia. Partiamo dalla Sardegna ma riguarda tutto il territorio nazionale e oggi presenteremo per la prima volta un marchio che dia le certezze ai cittadini e consumatori sulla provenienza del pescato, del pesce, firmato dai pescatori italiani. Più certezze diamo, più consapevolezza creiamo e più daremo possibilità ai nostri pescatori di avere un giusto reddito economico che da troppi anni manca rispetto al lavoro e al sacrificio che compiono quotidianamente. Anche questo diventa un ulteriore passaggio in un attenzionamento
investimento che stiamo cercando di fare nei confronti delle istituzioni per fare in modo che la pesca ritorni ad essere centrale. E non è un caso che proprio in questo anno siamo riusciti ad ottenere dal governo, in una battaglia svolta a livello europeo, che le quote per la pesca non siano state tagliate. Da qua vogliamo ripartire nel creare una nuova centralità e nel creare certezze per i nostri pescatori. La scorsa settimana abbiamo raccontato l'arrivo della nave ammiraglia della Marina Italiana alla portaerei Trieste nel porto di Cagliari. Oggi è la volta della 3 giorni nello scalo marittimo del capoluogo della Amerigo Vespucci, che ha fatto tappa in Sardegna in chiusura del Giro del Mondo iniziato 23 mesi fa, con 470 persone di equipaggio. A 20 anni dall'ultima circumnavigazione, il veliero, vanto della marineria tricolore, ha preso il largo per un nuovo straordinario viaggio intorno al globo il 1 luglio 2023, raggiungendo 5 continenti, 30 paesi, 35 porti e percorrendo oltre 50.000 miglia nautiche, combinando l'attività formativa degli allievi ufficiali della Marina con un'importante missione diplomatica e culturale. È stata un'occasione unica per promuovere l'immagine dell'Italia all'estero e per rafforzare le relazioni internazionali, nonché per celebrare l'eccellenza del Made in Italy attraverso eventi, incontri e iniziative in alcuni dei porti più iconici del pianeta. Il veliero più bello del mondo, che vanta una stazza di 4.146 tonnellate, 101 metri di lunghezza per 15,56 metri di larghezza, 3 alberi verticali, 24 vele e 36 km di cime, è stato varato nel 1931 nel Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. Il comandante è il sardo di Ozieri, il capitano di vascello Giuseppe Lai, che finalmente, dopo quasi 2 anni di navigazione, è tornato nella sua isola. È stato un viaggio che per me e per l'equipaggio è stata la realizzazione di un sogno. Per chi fa questo tipo di scelta di vita, da uomini di mare, fare il giro del mondo e fare il viaggio per antonomasia. Quindi c'è un coinvolgimento personale in tutto questo. Farlo sull'Amerigo Vespucci aggiunge un fascino, è il top. È stato un viaggio di quasi 2 anni, un viaggio che ci ha portato a toccare 35 porti internazionali in 30 paesi, 5 continenti, 4 attraversamenti all'equatore, una linea di cambio data, una circunnavigazione dell'America Latina culminata con il doppiaggio di Capo Horn, quindi un viaggio che ci ha dato tanta soddisfazione e tanta percezione di come l'Italia è ben considerata in giro per il mondo. Questa è la 14ª tappa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci, che va a completare quello che è il tour mondiale iniziato il 1 luglio del 2023, un'iniziativa fortemente voluta dal Ministro della Difesa, che quando la nave è partita da Genova ha detto non è soltanto la difesa italiana Nave Vespucci che fanno il giro del mondo, ma sarà tutta l'Italia. Quindi dicevo, è la 14ª tappa, ma per me è una tappa particolare perché chiaramente da sardo nativo mi coinvolge particolarmente, quindi è un sentimento doppio di ritorno a casa, questo arrivo a Cagliari che ho sentito. Questa nave è così affascinante perché è una nave che porta con sé le migliori tradizioni dell'Italia, una nave costruita nel 1931 a Castellammare di Stabia, dove le maestranze stabiesi hanno messo tutta la loro arte per costruire Nave Vespucci e la sua gemella Nave Colombo, allora come navi scuola, quindi come navi che insegnassero alla futura classe dirigente della Marina Militare come si va per mare, sia in termini marinareschi, della navigazione, ma soprattutto nello stare insieme come equipaggio. Su questa nave non c'è nulla che possa essere fatto da una persona sola.
quindi sei costretto a fare le cose insieme agli altri e alla fine capisci che puoi fare molto meglio cooperando con gli altri piuttosto che mettendoti in competizione. Questo è il grande insegnamento di Nadio Vespucci. Sicuramente una stagione intensa, con molto lavoro, però siamo come sempre pronti ad ogni evenienza e possibilmente con poche emergenze. Un tour che ha comportato per l'equipaggio un grande sforzo, che però non è neanche finito perché è tornato questo tour mondiale, è iniziato un tour in giro per l'Italia. E quindi credo che questa sosta a Cagliari sia proprio un riconoscimento alla Sardegna per quello che è per la Marina Militare. Vi ricordo sempre che la Marina Militare è nata dalla fusione della Marina sardo-piemontese con la Marina borbonica. E voglio ringraziare la Marina Militare, in parte la Vespucci, per questa opportunità che è stata offerta alla città di Cagliari. Sebbene per pochi giorni, però i cittadini potranno visitare questo gioiello della Marina Militare. È una nave scuola che rappresenta, che ha girato il mondo, quindi per motivo di orgoglio penso per Cagliari avere questa opportunità. Quindi per me soltanto come prefetto abbiamo seguito in parte l'organizzazione, però voglio ringraziare l'ammiraglio Pacioni e un po' tutto il suo staff per questa bellissima giornata, iniziativa che è una bella occasione per Cagliari. Importante perché non solo trasporta la storia, ma trasporta quello che è la professione del marinaio, tutte quelle professioni dure ma anche valorose di chi vive il mare. Ma soprattutto oggi è doveroso che sia qui perché ha un comandante sardo, ha molti dell'equipaggio che sono sardi, il comandante Diozieri, origine di Lula, e questo dimostra che non bisogna nascere per forza in località di mare per intraprendere questa professione. In Sardegna possiamo aprire anche grazie all'esempio della Vespucci una bellissima tradizione. Si parla tanto di Luna Rossa, del mondo della vela, stiamo lanciando le politiche del mare. Ecco, la Vespucci, questo può essere un esempio per tanti ragazzi che vogliono intraprendere la professione del mare. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Una sessantina di società sportive, insieme a federazioni ed enti di promozione, hanno animato l'evento programmato dall'assessorato dello sport del comune di Oristano, offrendo una dimostrazione concreta delle straordinarie potenzialità del nuovo parco sportivo Torangius. Cittadini, atleti, famiglie, giovani e meno giovani, professionisti e amatori, un'intera comunità si è ritrovata nel rinnovato impianto per condividere una giornata all'insegna dello sport e della socialità. Il nuovo parco sportivo polifunzionale si estende su un'area di 65.000 metri quadri ed è oggi in grado di ospitare contemporaneamente numerose discipline e accogliere centinaia di praticanti ogni giorno. Campi da calcio, tennis, padel, pattinaggio, pallacanestro, beach tennis e beach volley, insieme ai percorsi pedonali, un'area fitness, una zona picnic, spogliatoi, regala un esempio per tutta la Sardegna, restituendo l'immagine viva e dinamica di una città con una forte vocazione al tempo libero e alle attività agonistiche, che testimonia l'interesse per spazi attrezzati dove lo sport possa diventare uno strumento di benessere, aggregazione e crescita sociale. Con questa giornata di festa e sport, la Giunta ha voluto non solo inaugurare il nuovo parco, ma anche lanciare un messaggio chiaro. Oristano ha ora a disposizione un impianto moderno e inclusivo pronto ad accogliere tutte le anime dello sport e che si candida a diventare un punto di riferimento stabile per eventi, formazioni e attività agonistiche e amatoriali a livello regionale. Alfonso Canfora, come definiamo? Inventore? No, creativo. È tutto fatto in funzione di valorizzare il territorio, quindi queste sono idee brevettate, registrate all'ufficio brevetti, frutto di un ingegno sardo. Siamo al massimo al top della tecnologia per quanto riguarda le attrezzature sportive della nautica, ma sono nate per essere camaleontiche e utilizzate anche in altri sport e settori, quindi siamo nati per poter fare qualche cosa per mettere in condizione di creare nel territorio lavoro e lasciare qualche cosa ai giovani che verranno. E queste esperienze fruttano, vengono riconosciute, c'è una strada da percorrere? Sono riconosciute in tutto il mondo perché queste idee tipo la canoa trasparente e il surf trasparente hanno ricevuto premi internazionali. Però purtroppo vogliono lanciate attraverso dei finanziamenti oppure trovare degli investitori. Trovare degli investitori, sì, quindi Oristano magari ci sono, i facoltosi ci sono, però bisogna vedere se hanno intenzione di continuare a farsi concorrenza con attività similari o a investire su attività nuove. Si corre Oristano, sì. Si corre, Oristano si corre. Noi come Runners Oristano siamo una bella realtà, una squadra che ha quasi 80 tesserati, organizziamo un paio di eventi l'anno, compreso il Cross di San Giovanni dei Fiori, che è quel manifesto che c'è lì, e quindi insomma sì, siamo parecchio impegnati. Oggi tutti qui perché questo posto da una vita, già da prima, era un posto splendido, magnifico, qualcosa c'è stato fatto, qualche cosa potrebbero nascere i problemi di gestione. Voi siete disponibili come associazioni, anche, tu rappresenti Runners, ma anche le altre associazioni sportive, dare una mano, un contributo a gestire questa cosa? Noi come società sportiva siamo pronti a dare una mano, ovviamente noi siamo anche una polisportiva, diciamo che quello che possiamo fare è contribuire, economicamente non siamo forti, quindi non possiamo sicuramente gestire una struttura così grande, però contribuire però a sviluppare l'impegno di questo, l'uso di questa struttura. Assolutamente sì, noi già abbiamo la sede al Palasport, dove tu sei già stato, hai visto che stiamo portando avanti i nostri corsi di avviamento al running, quindi stiamo insegnando a molta gente a correre e quindi speriamo che questa struttura serva per invogliare tanta gente a fare sport. Sei qui come ospite o come ambasciatore? Allora, sono qua come ospite, non tanto ospite visto che io sono oristanese di nascita e di crescita, e anche come ambasciatore, un nuovo ambasciatore della pallamano qua a Oristano e provincia, perché sono convinto che grazie all'aiuto delle vecchie glorie oristanesi di poter rilanciare questa disciplina olimpica, peraltro, anche qua in città. Abbiamo uno palazzetto dello sport che è l'unico in Sardegna dove può ospitare eventi internazionali di pallamano
e a marzo abbiamo già dimostrato questo, visto che con l'aiuto della federazione sia nazionale che il comitato regionale siamo riusciti a portare un evento che era una gara di qualificazione al campionato europeo dell'Italia con la Lettonia. L'Italia pochi giorni fa si è qualificata dopo 27 anni circa al campionato europeo 2026, siamo tutti orgogliosi. Segue ovviamente il grande risultato del mondiale da dove mancavamo da circa 28 anni e siamo tra le prime 16 nazionali al mondo. Una domanda. Tutto questo che avrai visto intorno, ti sei reso conto, è una struttura è molto grande. Questo ai tempi in cui era stato fatto era una cosa assurda, quasi impensabile. Poi chiaramente il decadimento, non hanno trovato i vandali, tutto qua. Oggi secondo te è possibile gestire una struttura? C'è chi anche settore per settore potrebbe prendersi l'impegno di gestire ognuno la sua struttura? Allora, secondo me si può, però devo essere anche critico allo stesso modo, allo stesso momento con i sardi, nel senso che non riusciamo a fare gruppo. C'è un detto famoso, "Quen tu concas, quen tu berrittas". Si chiama invidia? Sì, se non facciamo gruppo e ci uniamo per crescere tutti insieme, perché lo sport comunque oltre che essere inclusivo è anche attività lavorativa e movimento turistico di cui la Sardegna comunque grazie a Dio dovrebbe fregiarsi di questo, anche perché essendo al centro del Mediterraneo col clima che abbiamo dovremmo sfruttarlo, quindi anche lo sport può essere uno strumento. Gestire questa struttura cosa vuol dire? Io spero, è quello che volevo concludere perché dobbiamo lasciare spazio agli altri, io spero di rivederti qui a gestire un qualche cosa che qui funziona, che la pallamano funziona, qualcuno, se non tu ma anche chi poi potresti indicare, che gestisce questa struttura. Sì, sicuramente sì, mi auguro che quanto prima le strutture sportive non solo a Oristano ma in tutta la Sardegna vengano date in mano a delle imprese serie sportive che le facciano decollare e portino giovamento per la società civile. Noi come Arcieri della Quercia abbiamo già gestito per quasi 5 anni la palestra, noi siamo qui a Torangius da 15 anni. Siamo come Questo è più impegnativo. Sì, assolutamente sì. Siamo a Oristano dal 95, noi come società sportiva. Rispetto alla domanda che facevi tu è che è chiaro che una struttura molto grande avrà comunque la necessità di modalità di gestione perché comunque è molto grande, però diciamo che l'assessore Antonio Franceschi ha avuto comunque un'idea, un'idea importante, quella di portare tutte le società sportive qui nel centro sportivo di Torangius e far vedere quali sono le potenzialità. Farvela desiderare. Esatto, far vedere le potenzialità che sono del centro sportivo di Torangius, insomma. Va bene, voi comunque con il vostro marchio qualche cosa di buono lo rappresentate? Beh, io direi proprio di sì, esistiamo dal 1993, quindi insomma abbiamo fatto la storia anche qui a Torangius, noi siamo una società sportiva con sede a Torangius. Anche noi chissà potremmo ambire anche oltre che alla possibilità che abbiamo avuto di gestire la palestra, anche magari di poter gestire qualche altro spazio legato ovviamente al tiro con l'arco. È uno sport che qui in Sardegna ha attecchito, mi pare questo. Qui in Sardegna abbiamo circa 2000 praticanti sparsi in tutta l'isola con più di 40 società sportive più le satelliti. Potreste venire anche a Oristano a insegnare questo? Volentieri, verremmo molto volentieri. Qui si parla di una struttura che va gestita, ma non va gestita da uno solo, tante società sportive tutte quante assieme per cercare di fare un gruppo unico. Sì, sarebbe una cosa molto interessante, siamo qui ormai da oltre 30 anni e arrivare a Oristano sarebbe un bel punto di nuova partenza. Oggi sono presenti circa 40 attività, più di 60 società, più di 1000 atleti, è una giornata meravigliosa, ringrazio la Proloco che ha organizzato l'evento, ma soprattutto le società sportive che sono presenti. Qual è il futuro di questo impianto?
lo decideremo fra un mese, quando dopo l'esperienza di oggi, sentendo i consigli e i suggerimenti delle società presenti, completeremo questo impianto con le economie che sono rimaste. A quel punto faremo un bando, dobbiamo solo decidere se sarà un bando unico per la gestione o è meglio, vista la grandezza del parco, di dividerlo in 2 o 3 porzioni. Ognuno per la propria competenza parteciperà alla parte che gli interessa. In effetti potrebbe essere anche una, diciamo così, una cooperativa di società sportive, cioè vengono in tanti e poi dopo lo spazio se lo possono anche condividere. Sì, il bando permette anche questo, un consorzio di società, un unico referente, il comune affiderà al referente la gestione di questo impianto. Speriamo che il bando uscirà fra un mese, rimarrà aperto circa un mese, speriamo che ci siano interessi. È chiaro che è un impianto particolare, visto la grande, però essendo anche al centro di Stano e tra l'altro è un impianto che permette anche di fare concerti o eventi musicali con la presenza di almeno 10.000 persone, questo è un ulteriore punteggio per questo parco sportivo. Quali sono le spese più gravose per gestire questo? Sicuramente la gestione del verde, perché 5 ettari di verde vanno curati, sicuramente c'è bisogno di 1 o 2 operai fissi, di un trattore, però allo stesso tempo ti può permettere di migliorare il verde, di curarlo, magari di rendere il terreno con erba che ti permette anche di far ricevere le famiglie. Speriamo magari di rivederci fra 2 mesi per la inaugurazione finale. Allora sarà una vera festa. Saremo qui. Anche se oggi sicuramente lo è stata. Saremo qui, grazie Antonio, grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
1 o 2 giorni nel corso del quale si sono spalancate le porte delle cantine e delle vigne per accogliere i visitatori e gli appassionati enoturisti. L'edizione 2025 è stata da record, con porte aperte in ben 13 cantine sarde. Nel dettaglio, nel cagliaritano appuntamento alle cantine Nuraghe Antigori di Capoterra, in Marmilla, a Ossaramanna da Lilliu e a Salluri da Suentu, nel Terralbese, a Marrubio, a Casa Quarto Moro, mentre in Romangia, a Sorso, appuntamento da Nuraghe e Crabioni, nel Parteolla programma Serdiana, da Pala e da Audaria, ad Onori presso le tenute Maestrale e a Settimo San Pietro da Ferruccio Deiana. Ed eccoci nel Sinis, a Cabras, appuntamento da Contini, nel Sarcidano, Gergei, azienda Orianas, ed in Gallura, ad Arzachena, porte aperte alle vigne Surrau e nella Nurra, ad Alghero, cantine Ledà. L'inviato di Panorama Sardo ha scelto la visita in Marmilla, in territorio di Salluri. Il vino e il cuore sardo sono presenti ormai da 12 mesi tutto l'anno, dal Vinitaly al Vinitaly gli eventi. Quanto è fondamentale creare questi eventi? È molto importante affinché si gettino le basi di quella che è la cultura del vino. Oggi in qualche modo i giovani si avvicinano al vino, amano piuttosto che bere una birra, apprezzano più, spesso bevono un calice di vino, affinché tutto questo diventi come dire, connaturato al modo di essere, al modo di fare. Bisogna portarli e scoprire tutte quelle belle realtà che nella campagna sarda oggi muovono i passi, da chi da più anni, chi da meno anni, ma insomma un tessuto molto florido e interessante. Vorrei ricordare quello che avete fatto al Vinitaly, una degustazione con ariettas di prodotti tipici sardi, la prima volta nello stand Sardegna. Sì, è stato per noi un debutto. Nel 2023, a luglio 2023, abbiamo aperto il ristorante in cantina, il primo ristorante in una cantina sarda, e abbiamo voluto condividere questa esperienza portandolo al Vinitaly e facendo degustare agli appassionati un piatto che raccontasse non solo attraverso i vini, ma quindi anche attraverso la cucina, la Marmilla, affinché siano sempre di più le persone che vogliono venire a scoprire questo territorio. Quanto è importante questo evento? Suento è sempre presente? Beh, è un appuntamento importante. Valeria Pilloni presiede anche il movimento del turismo del vino regionale. Tra sabato e domenica sono 13 le cantine. Per noi, nonostante i tanti impegni, è un appuntamento a cui non vogliamo mai rinunciare, perché promuovere la cultura del vino, portare le persone in campagna e far vivere la natura, l'agricoltura è un qualcosa a cui noi non vogliamo rinunciare e vogliamo portare sempre avanti. Pilloni, l'avvio di una stagione turistica che presenta quest'anno, anche dai numeri istituzionali, grandi presenze, ma si parte da cantine aperte, che è un format che vede per il movimento del vino anche un aumento, 42 aziende che partecipano, 13 questo fine settimana, proprio perché l'enoturismo è un segmento molto importante di questo settore turistico. In effetti ha ragione, cioè il discorso lì di cantine aperte o il concetto di enoturismo, noi dovremmo avere un po', vedendo i risultati però, dobbiamo un po' farci accompagnare dalla politica, perché la politica deve investire sull'accoglienza. Prendete il nostro caso, qui in cantina Suento sono dell'anno scorso 22.000 presenze e molte persone chiedevano anche di restare a dormire perché uno beve un bicchiere di vino in più e questo e quest'altro. Ecco, io aspetto che la politica si muova, perché la Sardegna deve crearle queste cose se vuole che anche l'enoturismo vada avanti e vada bene. E come vedete oggi non abbiamo fatto l'intervista in mezzo alla terrazza perché c'è un baccano che non finisce più, che ci sono 600 persone, però io vorrei ancora dire la politica ci aiuti a soddisfare le esigenze dei clienti. Uno vuole restare anche a dormire, uno vuole restare a cena, a pranzo, tutte queste cose qui.
Di conseguenza solo così la Sardegna va avanti. I numeri dicono, presentati alcuni giorni fa in assessorato al turismo, che appunto c'è un aumento da Cagliari a Olbia dell'11%. Questo aumento è dato dal fatto che c'è anche la possibilità di scegliere, quindi B&B, alberghi, albergo diffuso, ma soprattutto l'accoglienza. Ecco, il format di Suentu possiamo dire è un format consolidato, perché ne abbiamo parlato anche durante il Vinitaly. Il Vinitaly ha rappresentato e rappresenta una vetrina nazionale e internazionale, però poi si abbassa la serranda del Vinitaly, si torna in Sardegna e il vino bisogna comunque continuare a venderlo, quindi più che vendere il vino bisogna raccontare la Sardegna. Noi dobbiamo raccontare la Sardegna senz'altro, però se il format nostro è collaudato, a cosa serve il nostro format? Serve a far bere il vino al consumatore, ai giovani, sempre con moderazione, non stiamo dicendo che devono fare 3 vini, però solo in queste occasioni assaggiano il vino, ma possono assaggiare i vini di tante cantine, dicono questo mi piace, questo non mi piace, e poi scelgono in un'enoteca, in un ristorante. Noi promuoviamo queste serate che noi facciamo appunto per questo. Il concetto è semplice. Noi portiamo clienti, assaggiano il vino, bevono, mangiano qualcosa, sperando che poi il nostro vino piaccia a più persone possibili. Di conseguenza, quando vanno al ristorante chiedono un vino Suentu, ma può essere anche un altro vino. Ma se i giovani non hanno la possibilità di assaggiarlo, mangiando anche qualcosa, le cantine non fanno questo discorso qui. Nessuno poi si deve aspettare che il vino venga consumato quando va in ristorante uno, oppure anche in un'enoteca. Si parla anche di innovazione, di app. Panorama Sardo in questi mesi ha seguito tanti convegni, tante cose interessanti, anche da un punto di politico e di consorzi, ma soprattutto di aziende. Lei ha fatto una scelta in questi mesi rilevando un'azienda storica, anzi 2 aziende storiche, proprio per una valorizzazione di prodotto sardo. Quanto è importante che l'esterno non intacchi, non inquini, mi passi il termine, quello che è il prodotto sardo. No, guardate, le scelte che abbiamo fatto è comunque sia è una filiera, tutti e 2 sono di filiera completa. Il Salumificio è un'azienda di eccellenza che sta a Ploaghe. Tenete presente che i suini che noi produciamo, nel senso la materia prima, è un prodotto, un suino che è nato, allevato in Sardegna, macellato in Sardegna, con un pascolo semibrado. E questa la dice tutta, ma non c'è nessun altro salumificio che fa questo prodotto con questo. Poi, sai, può piacere o non può piacere. EP Supercarni è un'azienda storica, bella azienda, era di Efisio Piras, della famiglia Piras. Di conseguenza adesso vogliamo duplicare di nuovo questo format, il concetto lì di EP Supercarni, che sono una grande macelleria al dettaglio e poi fanno anche qualche servizio a qualche catena di grande distribuzione. Però attenzione, sul concetto di prodotto genuino io e la mia famiglia tengono tanto, non facciamo delle cose che sono tanto per farle, tanto per il prezzo, ma difatti noi costiamo il 10% in più degli altri, perché comunque sia la materia prima è una materia prima regionale a tutti gli effetti. E allora, dopo questa bella analisi a metà dell'anno, prima appunto di arrivare alla stagione turistica, Salvatore Pilloni, altri progetti in cantiere? No, i progetti voi non li avete visti ancora, però stiamo ampliando la cantina, o meglio raddoppiando la cantina sottoterra, altri 1700 metri, appunto per poter sviluppare dei progetti nuovi in termini di vino. Il nostro enologo Alberto Antonini, che ci accompagna in queste cose qui, vuole usare dei materiali tipo cemento, tipo botti grandi, ma grandi volumi. E adesso i vini vanno bene.
Speriamo che anche l'ampliamento della cantina vada a buon fine, ma stanno per finire, la struttura sarà finita entro il 30 luglio, poi le finiture interne si faranno dopo la vendemmia. Altri progetti ne ho, ma non vorrei neanche dirlo, perché se mia moglie ascolta questa intervista dice: guarda che ti ho proibito di creare qualche altra azienda. Scherzo, però comunque sia, l'età incombe e non è giusto avanzare ancora in certe cose. Però qualcosettina la farò, non lo posso dire perché non è ufficiale ancora. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione, ancora una volta è un libro a mettere fine al nostro programma. La scorsa settimana per gli eventi della Casa Rosa abbiamo presentato il libro del professor Gianni Loi che riguardava gli eventi del 1906, la rivolta a Cagliari per la povertà. E oggi presentiamo un libro che avevamo già anticipato circa un mese fa in occasione della pubblicazione di un volume sul Grande Torino con riferimento al Cagliari. E quel giorno era testimonial Renato Copparone e ci è stato annunciato che era pronto per il mese di maggio un libro dedicato a lui. Beh, non è da tutti i giorni avere quasi 200 pagine da protagonista. Beh, certamente è emozionante perché non me l'aspettavo. Hanno deciso sia l'editore Carlo Delfino che gli autori Umberto Opus e Mario Fadda di farmi questo regalo. Hanno deciso di andare avanti e da lì poi sono partite tante cose, tante interviste ai vari giocatori, qualche allenatore, giornalisti ed è stato una stesura di un libro che poi penso che sia riuscito abbastanza bene.
Quanto ti era dispiaciuto attraversare il mare, lasciare la tua Sardegna per andare a Torino? Perché io non volevo andare a Torino perché ero qui a Cagliari, giocavo nel Cagliari, eravamo in Serie B, però poi Radice chiamò Gigi Riva, che era dirigente del Cagliari nel 78, e mi dice: voglio parlare con il Coppa perché lo voglio portare a Torino. E Gigi mi chiamò e mi disse: ok, Renato ci ha chiamato Radice, dobbiamo andare, per rispetto, è stato il nostro allenatore, così. E io, strada facendo, gli dicevo: guarda che io non voglio andare. E dice: vabbè, per cortesia dobbiamo andare, per gentilezza, e sentiamo cosa dice. E così ci ha invitato a pranzo, e dopo il pranzo ci siamo così appartati nell'Hotel Capoboi in una saletta, e Radice ha incominciato a dirmi: Coppa, sai, io già ti volevo portare 2 anni fa quando sono andato dal Cagliari al Torino, poi a Ricca non ti ha voluto dare, adesso è giunto il momento che tu devi venire a Torino. E io gli guardavo Riva perché chiaramente, come dire, di qualcosa, no? Però lui mi guardava e diceva: lasciamo parlare. A un certo punto Radice dice: guarda che poi mi ha detto il dottor Bonetto, che era il direttore sportivo, di dirti che se il ragazzo viene il Toro lo paga 400 milioni. Gigi, come ha sentito 400 milioni, gli sono spalancati gli occhi, aperte le orecchie, perché chiaramente noi eravamo in crisi economica, eravamo 5 mesi senza prendere uno stipendio quel periodo. Quindi, insomma, fatto sta che io dissi alla Radice: dammi 48 ore di tempo per decidere. Vabbè, Coppa, non ci sono problemi. Rientrando gli dissi: Gigi, io non voglio andare, voglio stare qua, sto qua, ho la fidanzata, ho i genitori, ho gli amici, sto giocando, tutto qua, perché devo andare? E lui mi dice: no, devi andare perché noi abbiamo problemi economici, devi per forza andare, perché sai, 5 mesi così con 400 milioni noi risolviamo un po' il problema. E io dico: vabbè, se devo andare, poi lì sai è una squadra importante, e quindi io accettai. Tanti anni dopo, in occasione della pubblicazione di questo libro, sveliamo quello che è stato poi il tuo trascorso. Avevi fatto bene ad accettare quella proposta, anche se a malincuore? Sì e no, tornando indietro, perché chiaramente lì sono arrivato a Torino con tanti propositi. Però poi dopo un anno avevo capito che le condizioni non erano ottimali per me, perché c'era creato una sorta di connubio tra il direttore sportivo e il portiere, il Terraneo, e quindi trovavo difficoltà. Infatti tant'è vero che a fine anno, prima che finisse l'anno, chiamai Riva e gli dissi: guarda Gigi, io non voglio più restare qua, perché siccome eravamo in comproprietà, infatti 200 milioni il primo anno e 200 milioni il secondo anno, e gli dissi: e lui mi disse: ma perché? No, perché qua sono chiuso, quindi voglio andare. E lui mi ha detto: va bene, mi metti in... Allora c'era il Catanzaro di Burnic, e con Sparta Colandini, il direttore sportivo, che mi voleva. Allora mi dice: guarda, vuoi andare a Catanzaro? E ho detto: certo, guarda, il calcio si fa da tutte le parti. E poi invece non è andato avanti perché il Torino non ha voluto cedere la sua comproprietà, la parte, il 50%, e quindi gioco forza, sono dovuto restare a Torino. E quindi lì a quel punto mi sono anima e cuore, e cosa fai? Mi sono buttato a allenarmi, per dimostrare che ero più forte, però purtroppo. Tant'è vero che Giacomini, che è stato qui anche a Cagliari, che io ho avuto a Torino, disse al direttore sportivo, e lo dice qua sul libro, che io non giocavo per scelte societarie. Lo dice chiaramente nell'intervista, quindi a questo punto che devo fare? Il rammarico. Però poi dopo mi sono rifatto, chiaramente, quando ho avuto le opportunità per giocare, ho dimostrato il mio valore. E giornalisti, compagni di squadra lo dimostrano nel libro. Il mese di maggio è il mese preferito per presentare un nuovo libro sul Cagliari. Dopo Gigi Riva, Renato Copparoni, come nasce quest'idea? Nasce proprio dal libro di Riva, perché nelle interviste fatte a miti del calcio come Albertosi, come Reginato, uno dei nomi che ricorreva era quello di Renato Copparoni, primo sardo portiere della Serie A del Cagliari, ma con un record tutt'oggi imbattuto, quello di essere stato il primo portiere al mondo Pofigliol a fare un rigore a Diego Armando Maradona. Un gesto che poi si è ripetuto con Pruzzo, con Regamonti, con Vialli, che fanno del Renato un portiere fra i portieri. Renato Copparoni, portiere nativo di San Gavino, una trafila che vede protagonista
Mario Tiddia, che sceglie di portarlo in rossoblu. Mario Tiddia possiamo dire che è stato il vero mentore di Renato Coparoni, perché fu lui a scegliere un giovanissimo Coparoni, portiere in erba, e lui vede molto bene, lo fece diventare quello che poi è diventato. Mario Tiddia che lo porta al Cagliari, Scoppigno che lo alleva e Albertosi che lo battezza. Che Gigi Riva, capendo la difficoltà del Cagliari, insistette affinché Coparoni andasse al Torino, e con quei 400 milioni non solo si portò Renato al Torino, ma si salvò quel Cagliari che era in grande difficoltà finanziarie. Che Renato è uno dei pochi laureati del suo periodo storico. Non è tanto nel libro, ma nei tanto nei giorni dell'epoca è stato più volte sottolineato, ribadito, il portiere laureato, quindi ci fu negli anni 80 questa sottolineatura. Allora era veramente una rarità vedere un calciatore che si laureava, e quindi Renato ha anche questo ulteriore primato di essere un dottore del calcio. Dopo il libro di qualche settimana fa, oggi presentiamo in chiusura di trasmissione un nuovo libro di Mario Fadda, questa volta con Umberto Opus, che riguarda Renato Coparoni. Noi l'avevamo già annunciato. Siete riusciti a rispettare la scadenza di maggio? Come sempre siamo stati precisissimi. Sì, il libro è stato presentato il 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, è stata una bellissima esperienza, quindi adesso siamo qui a Cagliari. Senti, mi ha detto Umberto che l'idea di questo libro è nata mentre scorrevano le interviste del volume che riguardava Gigi Riva. E che tipo di cura gli avete dato? Allora, questa è una biografia un po' particolare, perché non è la classica biografia di un calciatore, ma una biografia documentata da parte delle testate storiche, dei giornalisti che hanno fatto epoca durante gli anni 70 e 80. C'è anche un certo Joseph Vargiu e un certo Valerio Vargiu. Valerio Vargiu, 21enne, nel 1972. In testa si parla della partita con il Mantova, che dovrebbe vedere Gigi Riva protagonista, dove si parla dei giovani che potrebbero esordire nel Cagliari. In quell'anno, subito dopo, 2 settimane dopo, ha esordito Coparoni. Esatto, si tratta della testata Sport Sud, una testata storica italiana. In quell'articolo si parlava di tanti giovani, tra cui Renato Coparoni, ma anche Renato Roffi per esempio, che avevano appena avuto occasione di mettersi in mostra al torneo anglo-italiano all'Eister, quindi poche settimane dopo praticamente Renato riuscì a esordire finalmente in Serie A, e fu un'occasione, il lancio di una carriera che poi ha portato fino ai 4 rigori parati. Nel 72 ero alle prime armi, diciamo che ho fatto il primo ritiro con Edemondo Fabbri, avevo solo 17 anni e mezzo. Coparoni era un po' più grandetto, c'era Idini, Renato Roffi, c'era Oreste Lamagni, insomma tutti 4-5 giocatori della squadra di Tiddia che poi abbiamo giocato tutti in Serie A. Quanto vi è dispiaciuto quando Renato ha scelto malvolentieri di lasciare la Sardegna? Ma intanto io sono arrivato e ho trovato Renato che era il capitano della primavera. Non giocava tutte le volte perché tante volte era convocato in prima squadra, e quindi, però le volte che ricordo un torneo per esempio abbiamo fatto a Lisbona, quando ci invitavano a questi tornei internazionali, perché il Cagliari veniva dallo scudetto e quindi veniva invitato ai grandi tornei, e lui vinse la Coppa di miglior giocatore del torneo, parò anche le mosche. Chiusura dedicata al Cagliari, bilancio di fine stagione, tu lo confermeresti, Nicola? Ma non si tratta di confermare, diciamo che avremmo, io almeno, da ex giocatore, da grande tifoso del Cagliari, da grande critico di Nicola in queste settimane, anche ho criticato certe cose. Alla fine il Cagliari si doveva salvare, si è salvato, e siamo tutti contenti che restiamo in Serie A e continuiamo a vedere partite di Serie A.
Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.